Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 17 marzo e diamo subito il buongiorno a Francesco, ben trovato, ben svegliato. Sono sveglio da diverse ore in realtà, però sì, grazie. Guarda, ti meriti uno speciale dopo questa, Uno speciale. dopo questa perla. Cartellino rosso. Speciale Sciollori di LDL. Però ringraziamo subito Traccada, grazie Grande mille per la Trac. donazione. Buongiorno ragazzi, grazie per la seduta di terapia di ieri, devo dire però che la poltrona era un po' scomoda. Vabbè. Colpa vai là. sua. Colpa sua. Sua. Colpa di Luca, ragazzi. È lui il nostro delegato alla sistemazione poltrone, al queste design. cose. Ha sbagliato. Cosa ci possiamo fare d'altronde? Insomma. Questo abbiamo, questo ci teniamo, diceva Esatto. quello. Cioè, non siamo ricchi, quindi bisogna puntare sulla creatività. Ecco. Non siamo manco bene, quindi insomma. Parla per te, scusa, non ho capito. Parlato. Me ne vado. Ieri hai segnato, vero? Certo. Certo, ho capito. Certo. Quando vieni tu segno sempre. Sei avrei voluto farvi vedere il destro dal limite di Luca Di Leonardo. Che fa il pari col mio destro dal limite. In verecondo, c'è una roba, uno schifo totale. Infatti meno male che non ci sono riprese, perché sennò poi bisognerebbe andare a nascondersi, perché no, ma scherzo, veramente non scherziamo. Vabbè. Allora Dani fa due domande: è possibile avere un mister che quando alternative sbaglia sempre? È possibile che l'unico che era motivato in campo, Pavoletti, lo era per motivi personali? Così, la prima domanda di oggi, Ma sulla prima è una narrazione che tra l'altro sta portando avanti Mattia nei suoi video. Non so quanto possa essere effettivamente d'accordo su questo, però è un dato, cioè il fatto è che comunque quando il Cagliari ha avuto più scelte a disposizione, insomma, sfogliare la margherita poi è diventato complicato. Sicuramente incide il fatto insomma, che Pisacane sia un allenatore giovane, che ha il primo anno di Serie A e che quindi debba poi necessariamente imparare certe dinamiche dall'altra parte, perché da poco, adesso non ricordo in quale partita, con le post partite aveva detto ho smesso di giocare da poco, a volte ancora ragiono con la testa da calciatore, e chiaramente capite bene che insomma l'allenatore debba ragionare da allenatore. Poi intendiamoci, avere anche la sensibilità da giocatore vuol dire capire determinate cose, determinati umori, determinati momenti e quant'altro, però non lo so, sinceramente non lo so. Io credo che quest'anno avere tante scelte sia avvenuto all'inizio, quando però poi tanti giocatori devono ancora o ambientarsi o trovare la propria collocazione e tutto,
e quindi non lo so, io non credo che ci sia un'equivalenza perfetta su questo ragionamento, però insomma, rispetto come sempre l'opinione diversa. E l'altra domanda invece era su Pavoletti? Su Pavoletti perché è l'unico a averci creduto per motivi personali. Ma io non credo che sia Peccato. solo per motivi personali. Poi certo, quella era una motivazione in più, cioè era il di più. Se pensate che è arrivato a 38 anni per giocare la prima partita da Livornese sul campo del Pisa, quindi insomma sicuramente ci teneva. Però Pavoletti è così, cioè gioca sempre fino all'ultimo momento, se non sarebbe il capitano, se no. Sarà anche il fatto che essendo attaccante cerca sempre di segnare, cerca sempre di fare qualcosa di importante anche per rimpinguare il suo score a livello di gol. Quello che io ho detto ieri, infatti poi uno dei temi di Cagliari Social Arena, no, era proprio quello, cioè è grave il fatto che l'unico motivato fosse un 38enne livornese che giocava a Pisa. Cioè, questo è il problema. Cioè, quella di ieri, scusate, quella di domenica era la sfida Il match della point. vita. Scusa, Era la sfida presentato come match point, quindi ripeto, non l'abbiamo questo caricato noi. l'etichetta, Non esatto. l'abbiamo caricato noi. Lo hanno caricato loro. E quindi mitico Fabrizio, mitico, grande Fabrizio, che abbiamo conosciuto prima in aereo e poi anche abbiamo preso un Grande. caffè in centro a Pisa. Grande, grande Fabrizio. Da Perdas, ma che vive a Muravera, quindi insomma siamo contenti di ritrovarti, caro Fabrizio. No, e quindi insomma quello che mi spiace anche ripetermi, continuare a ripetermi, però l'ho detto anche ieri sera da Giancarlo lì a Saluto Rosso Blu. L'ho Quello già che mi visto. preoccupa è appunto la schizofrenia di questa squadra. Schizofrenia ovviamente in senso buono di risultati, cioè con tutto il rispetto poi con chi effettivamente soffre di questo problema. Però credo che sia evidente il fatto che questo Cagliari vada a corrente alternata. Sembra le lucine di Natale, no? Che ogni tanto un secondo si accendono Intermittenza, e un sì, sì. secondo non si accendono. Qualche È volta non difficile riuscire funzionano. è difficile È riuscire a vero. tenerle sempre accese, capito? Anche cambiando colore, però che siano sempre costantemente accese, che non ci sia pausa tra, tra un colore e l'altro. Ecco, la difficoltà maggiore, secondo me, in questo momento è quella. Ma detto che Pisa, riprendo un po' quello che è stato detto anche ieri, per Pisa c'è stato proprio un cortocircuito, cioè è stato proprio un discorso globale, corale, mancanza di tutto, come se il Cagliari non fosse sceso in campo. Al di là di tutto contro una squadra che poteva giocare solo in quel modo, arrivava da 4 sconfitte consecutive, c'era un ambiente particolare perché comunque non gli era stato comunque ci sta a perdere, però non come era successo contro la Juve e quindi c'era un po' di ambiente caldo, però tutto questo parliamo comunque di una squadra che aveva 4 gol in 14 partite, non vinceva da novembre, totalmente in crisi. Alla fine il Pisa ha fatto la partita che doveva fare il Cagliari e il Cagliari non ha fatto la partita. Semplicemente questo. Dispiace perché, ripeto, nel momento in cui tu carichi una certa partita, giustamente, perché è ovvio che era sicuramente una partita importante, però match point vuol dire che se tu la vinci sei praticamente salvo. E da quell'altra partita, scontro diretto Cagliari-Verona, poi hai perso comunque 2 scontri diretti. Quindi comunque c'è sicuramente un problema che al di là dell'infortunio e delle occasioni, se la traversa di Robert fosse andata in rete, magari avremmo parlato di un'altra partita. Ma il Se tu discorso avessi è avuto le perché... ruote, ti avremmo Esatto. chiamato Ma, Carriola. ma allora la domanda è perché tu dopo 8 minuti fai un fallo del genere, quasi spiazzato, quasi come non ci fosse tempo. Ne stavamo parlando, io me lo ricordo all'inizio, che era comunque una partita noiosa, noiosissima. Le prime
I primi passaggi, già questo sale il ritmo, poi improvvisamente si è accesa, ma si è accesa dalla parte nerazzurra. Questo è, io penso, un cortocircuito perché evidentemente non è passato il messaggio, perché se questo era il messaggio, meglio non dire più niente, match point, partita importante, bisogna giocare a prescindere e fare punti contro chiunque. Al di là di quello che è successo anche ieri, e quindi mi allaccio al discorso di Cremonese e Fiorentina, dove la Fiorentina ha letteralmente abbattuto la Cremonese. Non sappiamo ancora perché ho letto Nicola esonerato. No, non è ancora Non ufficiale, ha, ma insomma si esatto. va verso, Diciamo che c'è verso... questo rischio, ma si sta ancora a vedere il terzultimo posto a 6 punti di distanza. Dopo il Verona, diciamo, ne abbiamo parlato 1000 volte, fra. Ok, adesso cerchiamo di arrivare a un Sono certo 45 punteggio. giorni che il Cagliari non Eh, vince a oggi, ma non è la striscia di mancate vittorie più lunga del campionato perché nel girone d'andata ci fu quella di 75 giorni tra esatto, Lecce e Roma, Roma. ok, in cui comunque il Cagliari in qualche modo galleggiò, ok? Ehm, Però mentre allora c'era più tempo, quindi in un modo o nell'altro comunque, per quanto appunto sia quasi un mese in più, anzi è esattamente un mese in più tra la distanza tra quelle due vittorie e quella che oggi manca dal 4-0 contro il Verona, ora chiaramente tutto preoccupa maggiormente perché il tempo a disposizione è inferiore e quindi è così. Comunque parleremo di Cagliari dopo, anche quando ci Esatto, facciamo sarà. entrare. Tornerà Sandro Cappai, il nostro grande amico Sandro Cappai, a cui io ho chiesto di venire perché insomma dopo questi 2 giorni di tristezze incredibili serviva Un po' sorridere, un po' di esatto. sano, esatto, un po' di sano Facciamo umorismo, entrare diciamo Luca. così. Però, esatto, facciamo entrare Eccoci qua. Luca Sana. Ciao Luca, come Luca, stai? ben Ciao, trovato. buongiorno. Bene, tutto bene, grazie. Giocatore della classe Sennori, quindi parliamo di pallacanestro ovviamente per chi non lo sapesse, esordio tra l'altro di Sennori qui a Buongiorno 131, quindi siamo molto contenti, caro Luca. Quindi come stai? Come sta andando questa stagione? Ah, bene, bene, dai, ci stiamo pian piano riprendendo dopo un inizio un po' così, poi tra l'altro anch'io sono arrivato in corso, a stagione in corso, quindi dopo un periodo di ambientamento e un po' di cambiamenti anche in squadra, perché comunque col cambio di allenatore, ehm, è questo, insomma. Adesso sembrerebbe stiamo un pochettino trovando la nostra quadra. Esatto, stiamo vedendo la classifica, tra l'altro insomma questo fine settimana avete perso, ma con la capolista, quindi insomma con Cinecittà o la Carver Roma, chiamiamola come vogliamo, che insomma 18 vittorie e 3 sole sconfitte è assolutamente la battistrada, la favorita di questa stagione, però anche quando abbiamo parlato con i cugini dell'Esperia, caro Luca, abbiamo sempre parlato di un campionato comunque equilibrato, cioè al di là del fatto che ci sono delle squadre che là in vetta sono state costruite per vincere e per cercare di fare il salto in binazionale, ricordando sempre il solito discorso della Serie B interregionale che è una follia, un regolamento folle, ma non ci tornerei su questo, però ecco, insomma, anche fare il proprio esordio in questa categoria nazionale, parlo di Sennori e non di te, in questa stagione, insomma, poteva essere anche messo in conto chiaramente qualche difficoltà di ambientamento, però mi pare che l'ambiente sia sempre rimasto molto attaccato a voi giocatori. No, no, per quanto riguarda l'ambiente, cioè io non mi trovo benissimo e anzi non ho mai, probabilmente è il posto, parlo di pubblico proprio, il posto migliore in cui sono stato, cioè nonostante periodi in cui sarebbe stato magari comprensibile un allontanamento dal palazzetto, no, cioè, nonostante questi periodi l'affetto non ci è mai mancato, il pubblico non ci è mai mancato, il sostegno è sempre stato all'ordine del giorno, direi. Quindi
su questo, cioè, non mi posso lamentare, anzi, cioè, ringrazio e faccio i complimenti ai nostri tifosi. Luca, tu giochi, insomma, sei molto giovane, ricordiamo quanti anni hai, ricordiamolo a 23. tutti. Ecco, beato a 23. te. Però in squadra c'è un totem della categoria, ma non soltanto, ovvero Hiri Ubalek, giocatore che ha indossato canote molto, molto prestigiose, che insomma, ha fatto il professionista per una vita e che appunto ora gioca con voi a seniori e fa un po' il fenomeno della categoria nonostante l'età. Però ti chiedo appunto 23 anni, quindi ti stai, non dico affacciando ora al basket che conta, ma insomma comunque sei ancora nell'età in cui puoi crescere tanto. Che esempio vi trasmette Ubalek ogni giorno? Io penso che Giri sia un esempio da cui prendere spunto e imparare qualcosa ogni giorno per la costanza che ha, per la voglia che ha, perché non è scontato, per la determinazione e soprattutto per l'umiltà, perché comunque è un giocatore con la carriera che ha fatto lui, potrebbe venire in palestra e dire oggi faccio 10 minuti e mi siedo. E invece è sempre il primo Oggi a vi mettersi. guardo e vi Sì, do i sì, voti. sì, sì, invece è sempre il primo a dare l'anima, a metterci la faccia e allenarsi come si deve. Luca? Di Leonardo? Ecco, io ti chiedo Luca, visto che hai avuto anche esperienze fuori dalla Sardegna, a Molinella, dove io comunque conosco un po' quel paesino, a Iesi e comunque Senigallia, che cosa ti hanno dato? Ecco, cosa vuol dire stare fuori dalla Sardegna per un giocatore, per uno che comunque è sardo e comunque ha esperienze in squadre diverse, in ambienti diversi. Io quando sono stato fuori dalla Sardegna mi ha sicuramente un po' aperto dal punto di vista mentale. Com'è giocare fuori, ecco. Allora, ho fatto 3 anni fuori, 3 stagioni e penso che ogni stagione sia stata completamente diversa da quella precedente, sia per emozioni, sia per tutto. Cioè, la prima stagione a Molinella era il primo anno fuori, quindi ero anche l'euforia di andare fuori, di provare la nuova esperienza. Mi sono ritrovato poi in un paesino alla fine, perché è un Sì. paesino, in una società molto familiare come contesto, ma non fare un bel campionato di squadra perché eravamo entrati penultimi alla fine, però comunque a livello individuale molto al di sopra delle mie aspettative. Eh, Poi col cambio c'è stato il cambio dei campionati, che prima era C-Gold C-Silver, poi è diventato CIBE, B2, B1. Quindi dopo quella stagione lì mi sono ritrovato a Senigallia, anche lì situazione completamente diversa, perché comunque era una B2 che probabilmente è l'equivalente della C-Gold vecchia, non so, però comunque era un ambiente molto più serio, molto più da vera squadra, da vera società di basket, diciamo, piuttosto che un contesto familiare. Eh, Però anche lì abbiamo fatto una grande stagione, eravamo una squadra forte secondo me, e avremmo potuto meritare anche più di quello che poi è stato, perché poi siamo usciti in semifinale playoff, ma no, scusami, ai quarti di finale playoff, ma secondo me non avremmo rubato niente se fossimo arrivati fino in fondo, visto che poi siamo usciti con Loreto 2-0 e in campionato avevamo vinto sia andata che ritorno. L'anno scorso invece ho fatto una stagione a Iesi in Serie C ed è stata un po' la stagione che mi ha poi, diciamo, fatto rientrare a casa quest'anno, perché è stata una stagione comunque molto pesante, sotto il punto di vista personale per vari motivi, ma anche comunque di squadra, perché avevamo delle aspettative che poi non sono state quelle iniziali. E quindi niente, dopo un po' di problemini vari quest'estate ho deciso di tornare a casa. Non è stato possibile arrivare subito a Sennori, che per me sarebbe stato l'obiettivo principale,
Comunque poi con una piccola deviazione passando dal Sant'Orsola in cui mi sono trovato benissimo, cioè farei altre 10.000 volte la scelta che ho fatto di andare lì a inizio stagione. Comunque poi niente, è arrivata la chiamata di Sennori, onestamente è stato difficile dir di no, anzi non ho detto di no infatti. Esatto, Giustamente. esatto. E i risultati si vedono, insomma, insomma, da poco hai fatto il tuo career high, come dice il nostro Matteo Porco. Ringraziamo Matteo Sì, Porco e Matteo Cardia, ovvero i baschettari della redazione di 131 che ci hanno anche aiutato nel preparare le domande, caro Luca. Insomma, 38 punti non sono banali, ecco, diciamo così. Avevo anche la tua grafica, aspetta che la mettiamo, eccola qua, perché è giusto, insomma, quando è giusto dare spazio, no? Insomma, 38 punti non sono mai banali, soprattutto in un campionato nazionale, mi viene da dire, caro Luca. Prima di passare al discorso Dinamo, raccontaci un po' quella partita, insomma, anche le tue emozioni. Non saprei onestamente come raccontarla, perché cioè, per me è una partita normale come le altre, solo che è iniziato la partita, primo canestro, secondo canestro, ho continuato a far canestro, alla fine del secondo tempo potevo tirare qualunque roba e facevo canestro, quindi quando ci sono queste giornate è meglio sfruttarle al massimo. Bisogna coglierle, perché Cogli insomma, l'attimo. no, non capita sempre, quindi insomma. Però vabbè, sicuramente è una bella sensazione. No, abbiamo detto di Dinamo, no? Abbiamo citato chiaramente la tua esperienza in Dinamo, 1 maggio 2022, partita contro Cremona, entri, fai tre canestri su tiro libero. Insomma, che partita è stata? Che emozioni sono state anche quelle davanti ai tifosi della Dinamo al Palazzo Radimini? Quelle sono state sicuramente le emozioni più intense, perché comunque non è stato l'esordio, perché avevo già esordito precedentemente, però quando ho fatto l'esordio c'era il palazzetto mezzo vuoto per il Covid, quindi sì, è stata un'emozione incredibile, però il pubblico amplifica tutto, quindi con Cremona c'era il palazzetto comunque quasi pieno, era tutto triplicato, non so come spiegartelo, ma vibravo, non so, quando mi hanno chiamato per entrare al cambio, e ricordo che c'avevo le gambe che tremavano, ci ho messo 10 secondi a realizzare che stesse chiamando me. Poi il tiro libero, cioè i tiri liberi, lì invece cioè forse quelli è stato il momento in cui ero più spensierato, perché io sono andato lì in lunetta a tirare 3 tiri liberi e ho detto guarda, me ne basta uno, cioè sono contento se faccio 1 su 3. Invece poi ho fatto 3 su 3, probabilmente proprio perché non ci stavo pensando ed ero spensierato, cioè se avessi pensato di dover fare 3 su 3 a tutti i costi, probabilmente ne avrei messo 1 o 0. Assolutamente. Com'era allenarsi ogni giorno con compagni come appunto Miro Bilan, David Logan, Benjus, insomma, tutti i giocatori che hanno comunque fatto parte della storia della storia recente, chiaramente della Dinamo. Logan anche della storia in peritura, visto che insomma ha vinto lo scudetto. Però com'è stato? Più o meno è lo stesso discorso che facevo prima per Giri, cioè sono degli esempi viventi da cui tu puoi prendere spunto ogni giorno su qualsiasi cosa, che sia un esercizio banale, che sia il 5 contro 5, cioè sono persone che comunque hanno fatto, non so, David Logan, cioè una persona con 20 anni di carriera, ha smesso di giocare l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo. E fino a quando non ha smesso faceva la differenza ovunque. Quindi cioè, sono giocatori secondo me incredibili, da cui si può solo imparare. Assolutamente. Torniamo un po' invece al campionato, alla stagione con Sennori. Intanto, quanto è importante avere anche il derby con l'Esperia? Banalmente che ti risparmi 2 trasferte con l'aereo, diciamo una trasferta con l'aereo, tu dici già solo quello, insomma è una cosa positiva. Però ecco, cioè quanta
anche quanto interesse supplementare, diciamo così, crea il fatto di avere un derby, tra l'altro poi al primo anno di questa categoria per Senior. Ma cioè, il derby è una partita sicuramente diversa dalle altre, ma come, cioè, non solo in questo caso, ma in tutti gli sport, per qualsiasi città, che sia un derby più sentito, che sia un derby meno sentito, comunque è una partita speciale per quanto mi riguarda. Poi in questo caso siamo solo noi due squadre della Sardegna, quindi c'è anche un po' non so come chiamarlo, non so, quel fatto di dire, ma sai che c'è, dimostro di essere la squadra più forte dell'isola, comunque in questo momento. Poi sicuramente non sarà una vittoria a dire sono più forte o più scarso, però comunque... Però vincere aiuta, è bello. È un bel banco di prova. Ma per noi, cioè, per noi anche già il fatto di giocarcela con l'Esperia e poter essere messi, diciamo, su quel livello lì è un bel riconoscimento, perché comunque l'Esperia è una società che fa questa categoria dall'inizio, da quando è nato, ovvero 3 anni fa, 4 anni fa, adesso 3 anni fa forse. E quindi cioè, che ogni anno migliora sotto ogni aspetto. L'anno scorso è stato probabilmente l'apice con il raggiungimento della finale. Quindi comunque, al di là che sia una squadra sarda, cioè, è una squadra che l'anno scorso ha fatto la finale, quindi è una squadra forte. Potercela giocare con loro è un bel traguardo comunque. Certo. Niente. Anche uno stimolo, oltre ad essere un traguardo, perché come hai detto tu, certo. è uno stimolo supplementare. Vabbè, chiaramente l'obiettivo di questa stagione è la salvezza. Con Sennori non sarà semplicissimo, l'abbiamo detto prima, perché comunque il livello è abbastanza equilibrato. Abbiamo visto la classifica prima, magari la rivediamo anche adesso, sia in alto che in basso. Eccola qua, ingrandiamo un po', anche perché poi la prossima partita giocate contro l'Eurobasket, insomma, è BK, sì, insomma. Sì. La Stella è BK, ovvero la terza forza in questo momento del campionato, un'altra squadra con grande tradizione, insomma, con grande ambizione. Che partita ti aspetti, Luca? Ma guarda, a me mancano 6 partite e questa è sicuramente la più complicata di queste. Andiamo lì senza fondamentalmente niente da perdere, perché comunque la classifica parla chiaro. Andiamo lì spensierati con la convinzione che se ci potesse essere la possibilità di rubare 2 punti, noi siamo pronti a farlo. Quindi andremo là, faremo la nostra partita come tutte le ultime partite che abbiamo giocato in realtà, perché anche a Carver, che poi la partita è durata solo 5 minuti, però i primi 5 minuti non siamo entrati in campo con la testa di dire ok, stiamo affrontando i primi in classifica, la partita è già persa, cioè, questa mentalità non ce l'abbiamo più, anzi non ce l'abbiamo mai avuta, però probabilmente in questo momento abbiamo una consapevolezza anche dei nostri mezzi maggiore, che quindi ci porta ad affrontare la prima come l'ultima in classifica con la stessa mentalità e la stessa voglia di vincere. Poi sì, vedremo, sarà il campo a parlare. Assolutamente, no, poi invece ti chiedo sulla tua carriera, diciamo così, che ancora chiaramente non lunghissima, visto che hai solo 23 anni, però hai già, come dicevamo prima anche con Luca, già un'esperienza fuori dalla Sardegna. La domanda che poi facciamo spesso, appunto, sia ai giocatori così giovani e soprattutto a chi ha fatto come te un percorso all'interno del settore giovanile della Dinamo Sassari, siete tanti, no? I talenti del territorio che ogni anno in qualche modo la Dinamo
promuove, anche grazie a tutto il sistema, no, di squadre satelliti che ci sono nelle categorie minori. Penso ad alcuni nomi come ovviamente Riccardo Pisano, come Biolchini, che tra l'altro hai ritrovato a Sennori. Penso a Trucchetti, che è anche stato nostro ospite qualche mese fa. C'è sempre questa sensazione, almeno da parte nostra, poi chiedo a te che sei all'interno, noi siamo all'esterno di questo sistema, che insomma per i giocatori sardi sia sempre un po' più difficile rispetto ad altri riuscire a trovare il giusto spazio anche a livello nazionale, no? Penso anche Dore, per esempio, un altro giocatore uscito sempre dal settore giovanile della Dinamo, che prova a farsi largo nel basket nazionale. Scusate, cosa manca per riuscire, ecco, non ti dico emulare l'Emanuele Rotondo o il Marco Spissu di turno, cioè comunque che nati e cresciuti nel settore giovanile della Dinamo e poi sono diventati bandiere della Dinamo. Però ecco, cosa manca secondo te per far fare il salto definitivo ai talenti sardi nel professionismo? Non so, cioè, io credo che, vabbè, uno dei problemi principali di quando un giovane magari vuole provare ad andare via è sicuramente il mare, perché comunque per un ragazzo che gioca in Sardegna, andare a fare una stagione fuori è sicuramente molto più complicato di, non so, un marchigiano, un Certo, emiliano, perché, prendi il perché treno, sì, ma torni anche a casa quando per, vuoi. sì, ma anche proprio per visibilità, cioè comunque i campionati magari dell'Emilia, della Lombardia sono considerati diversamente da quello della Sardegna, di conseguenza se uno magari in Serie C sarda fa 30 punti, magari di media, magari valgono di meno di uno che in Emilia ne fa 15. A livello ovviamente di chi fa le squadre e di chi guarda questa cosa qua. Io personalmente credo che in Sardegna ci siano molti giocatori talentuosi e che appunto il problema non sia assolutamente il talento, ma anche il fatto che comunque se vuoi andare fuori sei quasi obbligato a metterti in mano a qualcuno, a metterti in mano a un procuratore o a comunque a un'altra persona che gestirà il tuo futuro. A volte può andare bene, a volte può non andare bene e ritrovarti poi da solo, comunque a ritrovarti in posti in cui non ti piacerebbe stare, in categorie dove magari non pensi di poter stare, di conseguenza poi magari ti passa la voglia, magari non so, credo sia tutto collegato ovviamente. È più difficile per questo, secondo me. Poi se uno è forte, se uno è bravo, arriva, anche se Esce, arriva, esatto, in qualche esatto. modo, che sia prima, che sia Sono dopo, d'accordo. arriva. Sono d'accordo, sono d'accordo. Luca, ti salutiamo con l'ultima domanda. Qual è il tuo sogno adesso a fine stagione, cioè anche in vista del prossimo futuro? Non ti dico in generale, non ti dico giocare insieme a Doncic, cioè non dico una cosa del genere, dico cioè, qualcosa di pratico, ecco. No, non so, non sono uno molto un sognatore, mettiamola così, sono uno molto realista. Piedi per terra. Sì, quindi non so, diciamo che il sogno probabilmente in questo momento sarebbe riuscire a salvarci senza passare dai play-out. Questo potrebbe essere un bel sogno. Eh, Niente, l'obiettivo invece è quello di arrivare alla salvezza in qualsiasi modo, che sia passando dai play-out, che sia non passandoci. Eh, Tenere la categoria. esatto, Questo è il esatto, momento. esatto. Ed è la Perché cosa sì, che vi auguriamo anche noi, perché insomma, io dico sempre questo, per noi, insomma, soprattutto anche in sport diversi dal calcio, in cui c'è una rappresentanza di squadre sarde molto, molto minore, noi tifiamo tutte, cioè sì, Forza sì, ma Sardegna, cioè, io tifiamo credo che sia una cosa perché, proprio fondamentale. Cioè, perché credo che anche sia per fondamentale. noi, esatto, è bello poter raccontare belle storie, che poi non necessariamente belle storie vuol dire raccontare storie di vittorie o Sì, insomma, sì, ecco, certo. non sia questo, però insomma, a noi fa sempre piacere riuscire a poter dare uno spaccato
il più completo possibile riguardo allo Sforzardo. E Sennori, già l'anno scorso, ma soprattutto a maggior ragione da quest'anno, insomma oramai è veramente una realtà riconosciuta dello sport isolano. Luca, grazie davvero per Grazie questa a bella voi. chiacchierata, in bocca al lupo, ci vediamo presto e un abbraccio. Grazie, ciao. Buona Buona giornata. Ciao. Ciao. Ringraziamo ovviamente la Pallacanestro Sennori per la grande disponibilità mostrata nei nostri confronti. Ci mancava appunto poter parlare di Sennori, abbiamo parlato spesso di Esperia, anche perché è più facile, insomma i contatti sono più diretti, però insomma ci tenevamo, e anzi abbiamo voluto farlo anche questa settimana, nonostante magari un risultato negativo, ma ripetiamo, comunque era contro la capolista, quindi insomma ci sta anche ogni tanto perdere, insomma, l'importante è sempre barra dritta, guardare alla parità successiva e cercare, appunto, come abbiamo detto prima, di fare sempre il massimo, anche perché noi siamo contenti di poterlo raccontare. Vai, cosa devi dire? Perché mi vedi? Allora, No, perché ho visto che hai condiviso una cosa. Sì. Perché ci devi fare umiliare? No, Perché ci devi fare umiliare da perché tutti? poi perché sembra che noi facciamo finta di niente, però già qui Ross l'aveva scritto Sei un che abbiamo maledetto, fatto finta di sei. niente. Sei un maledetto. Poi ci ha pensato Stefano giustamente a mettere i puntini Gli sulle amici, i. Gli Non se l'ho amici. messo bene io, ma siete ultimo e penultimo su sfida 131. E Vabbè, poi ragazzi, ve l'ho chiaramente fatto per ringraziamo voi, non Roby, avete capito? certo, ma È colpa il content vostra, è quello, l'obiettivo è quello. Scusa, ma se noi arrivassimo primo e secondo, quale sarebbe il divertimento? Ah, Vero. imbrogliate. Quindi vi diamo giustamente il vantaggio di fare cose fatte bene. anche Grandissimo perché il terzo di fondamentalmente- giornata, Grandissimo il terzo di giornata. Luca Gotto, meraviglioso. Questo- Cioè, proprio una roba micidiale. io tifo lui assolutamente. Tu tifi Questo lui? appunto è ci sono le classifiche, ovviamente il Fanta 131 con Real Mariscar che ahimè dopo aver perso la finale di Coppa Italia si è ripreso il primo posto, ha avuto una settimana Perché hai te? killer. Non ho Sì, capito, perché perché ahimè? comunque perché io sono un fan di Real Mariscal, assolutamente. Ah! Quindi Da come l'hai detto sembrava il contrario. Ahimè, ha ripreso il primo posto della serie. no. Mannaggia! Era arrivato in finale di Coppa, era primo, ha beccato l'unica settimana nelle ultime 5 dove ha perso consonante, onore ovviamente ai Cnusa, che ha vinto 4-0, però lo capisco, perché è capitato. Vabbè. E questa invece è la classifica sfida 131, dove Nice Team ha fatto sicuramente il miglior punteggio la settimana Che è scorsa. Matteo Porcu, se non erro, Nice Team. Esatto. La settimana scorsa c'era stato Roberto con la redazione. con Secondo 92 è Carlo punti. Di Bella con 75,5. Io quando ho fatto 12? Io e te Forse abbiamo 13. fatto uno schifo, 60 e 60 e mezzo. Che Uno schifo. bello. Tu 60? Io 60 addirittura. Ah, quindi mezzo punto in più di te. Esatto. Ma Così sono impari. io Io l'ultimo. basta fantacalcio che è una tristezza infinita, te l'ho già detto. Oggi abbiamo invitato Sandro che è qui con noi. Eccolo. Buongiorno Buongiorno. Sandro, ben ritrovato. Sandro Buongiorno, Cappari, grazie. Grandissimo. stand Ben up ritrovati, comedian cagliaritano in trasferta a Milano, ma insomma sempre Sì, cagliaritano, eccoci. quindi questo ci può Ho detto Sandro, ieri notte gli ho mandato un audio, ho detto Sandro ti prego salvaci perché Sì. c'è stato 2 giorni di tristura infinita. Guarda, Abbiamo non so se bisogno riesco. Adesso non è che mi voglio prendere sulle spalle tutta la tristezza di questi giorni. Sì. Ma infatti guarda, Non so se basta sono in poco grado. Sandro, basta ogni tanto qualche cosettina così, perché insomma veramente è stata una domenica devastante. Face esonnu, dicono Marco, perché ieri era il compleanno della fidanzata di Sandro, tra l'altro ringrazio, no? Giusto? Se Esatto. non ho capito male, no? Sì, E quindi, anzi, lo ringrazio perché ieri mi ha risposto durante la serata. durante il Psicoterapeuta compleanno e della comico ragazza, in piedi, Chiedi. come dice Roby. sì, fra l'altro ringrazio tutti i messaggi che stanno arrivando, grazie. Valanga. Cioè, perché sono rotti i Guarda. coglioni di salutare noi, capito? Quindi Esatto. quando poi arriva un ospite simpatico, Ah, Ti prego, perfetto. vieni più noi, spesso, ti la prego, gente- vieni. la gente è Per più questo. contenta, capito? Quindi, Cioè no. solo per questo, quindi è solo per un che siamo Esatto, stancati di sì. salutare voi.
Ringrazio Esatto. comunque tutti. Sandro, allora questa partita l'hai vista, immagino? L'ho Immagino vista, l'ho anche tu ti vista. sia dovuto Perché? fare quelle Perché l'hai vista? 75 Vabbè, birre per per- dimenticare quel pomeriggio, insomma. Sì, sì. No, vabbè, partita, vabbè, l'avreste già, non sarò il primo a dire. Beh, devo dire partita bruttina, non sarò il primo, sicuramente. Allora, Dico vi una dirò cosa scomoda. voglio esagerare, secondo me. No, partita, più che altro, cioè, è stato veramente, cioè, dopo l'espulsione, ma per un attimo l'ho pensato anch'io, quindi capisco che anche chi era in campo ha giocato con questo, cioè, avevamo già vinto. Sì. Cioè, dopo l'espulsione la squadra È ha giocato fatta, come è se fatta. stessimo vincendo 3-1. È vero. È vero. Ma c'è stato anche un momento in cui io, verso la fine del primo tempo, ho realizzato che non stavamo vincendo, cioè io stesso, nella mia testa era, no vabbè, Ma perché perché ormai... PIS 1 Kagze? Perché? No, non esatto, ma in che torna senso? questo Sì, ragionamento. Nel momento in cui erano in 10, in 10, l'ultima in classifica, il cervello, quindi... Però sì, vabbè dai, vediamo. Le Come te la partitacce spieghi questa capitano. partitaccia? Cioè, proprio a livello di testa, ecco, perché noi ieri abbiamo detto, Secondo no, questa me... enorme seduta di gruppo che è stata la diretta di ieri mattina, no, c'è atteggiamento sbagliato, questa squadra è sportivamente parlando schizofrenica perché, cioè io anche ieri ho detto, io sono veramente convinto che questa squadra sia capace di fare i punti col Napoli, mi hanno preso per scemo e per Sì. pazzo. Però quest'anno ha dimostrato di essere capace di tutto e non so quanto questo sia un qualcosa di positivo, cioè, anzi per me non è positivo perché comunque È più emozionante, per le emozioni è più... quello sì, però io quest'anno devo essere sincero, cioè, dicevo, vabbè dai, quest'anno il Cagliari sta andando sereno, è bello distante dalla lotta a salvezza, magari veramente le ultime trasferte, le ultime giornate fa giocare Cappaia di Leonardo, coppia d'attacco, anzi una coppia di Che esterni. Che comunque è un altro Esterni. infortunato, e ci siamo qua. In ogni Esatto. caso ci siamo. No, tra l'altro ne approfitto per dire davanti a tutti, ieri pessima diagonale difensiva di Leonardo che ci ha fatto prendere il 3-3 nel finale, guardate, è un miracolo che sia ancora vivo, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio, poi alla fine di Leonardo fa una diagonale penosa e si fa non l'ha beffare. fatto. Ho detto, tanto non arriverà mai lì il pallone. Un tocchetto, capito, dell'attaccante che beffa lui il portiere. Tra l'altro io ero lì, infatti vi ho un po' cazziato, devo essere sincero. Ho detto, cavolo ragazzi, ma chiamatemi, cioè, se mi dite, c'è l'uomo dietro, intervengo io. Ovviamente con grandissimo stile, insomma. Ieri non so quante spazzate ho fatto, peraltro, davanti alla difesa, invece no, di Leonardo così si è spento, capito? Quindi per ancora una volta io ero già negli spogliatoi. Esatto. Come Stupignan, dice giustamente Marco. Comunque scusate, questa era giusto una piccola digressione, ma ci tenevo allo sputtanamento globale perché se no, dicevamo Sandro, partita schizofrenica, Cagliari schizofrenico. Sì, no, secondo me assolutamente abbiamo detto troppo spesso a gennaio che ormai che eravamo salvi, cioè comunque siamo salvi quando siamo salvi. Perché pure adesso, cioè non è che siamo, cioè nel senso, adesso non passiamo da siamo assolutamente salvi e ci giochiamo il nono posto a siamo morti, è finita, giochiamo a Carrara l'anno prossimo. Capito? Siamo già in però sì, sicuramente a gennaio l'ho sentito troppo spesso questa cosa che siamo salvi, poi vabbè, per non parlare di quante volte l'ho sentito da non tifosi del Cagliari. Vabbè, ma ormai poi, ma ragazzi, ma non è così. Dici c'erano un po' di lacrime quelle, cioè era sì. cosa che... Sì. E quindi cioè, secondo me appunto, cioè, sì, sicuramente questo ha influito un po' poi in realtà poi anche cioè, la prestazione col Como è stata ottima secondo me, quindi poi sì, secondo me è stato, cioè quello che dicevo, ripeto, è successo a me che guardavo, immagino le persone in campo, cioè che l'ultima in classifica finisce in 10 e mentalmente hai già vinto e invece no, e invece per niente. Poi il secondo tempo è stato assurdo l'inizio, cioè è stato surreale, lì è stata una bella svegliata. Però adesso vediamo venerdì.
Perché poi, così è cioè, vero. venerdì non è che si possono fare, cioè, bisogna fare, cioè, un pareggio ci vorrebbe venerdì. Insomma, sì, sì, No, sì. no, esatto, cioè comunque venerdì si gioca per fare punti per forza. Esatto. Sì, Sì, perché ti sei messo nelle assolutamente. condizioni di doverlo fare. Cioè, magari Sì, prima sì, sì, sì. potevi affrontarla con un po' più di relax, e invece Sì, sì, sì. con la partita di ieri, insomma, veramente ti sei messo in Sì, una mancano, condizione... mancano un sacco di partite difficili ancora, quindi... Il calendario non è semplicissimo. No. No, 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 quindi... E due te le potrai vabbè. guardare, credo, senza fare troppa fatica, perché entrambe sono a Sì, ma Milano. Però tu sei penso... fuori per lavoro? No, non lo so ancora, però penso di sì, penso ci sarò. Ma in realtà forse vado anche a Reggio Emilia perché Ah, ci Ecco. sta. mi faccio magari la trasferta vera, nel senso che sarò in Sardegna per le feste e poi salgo con Ah, qualcuno. Non lo so, giustamente. però poi in Ci realtà sta. scendo anche a Cagliari in questi giorni, quindi vado anche venerdì allo stadio. Ah, vedi, Eh, questa è Perfetto. sì, sì, è sì, una sì, sì. grande cosa. Ieri ho detto questa frase scherzando ma non troppo, ho detto voglio essere molto onesto, io non so se avrei votato per il referendum se il Cagliari non giocasse in casa questo weekend. Ci sta, Sto ci sta. tornando per votare, ma non so se avevo bisogno più di un motivo e quindi no, in Vogliamo un Il realtà referendum è motivo. la scusa per venire a vedere il Cagliari, diciamo così, no, dai. esatto, cioè se avessi giocato fuori casa forse Forse no. e quindi ci no, sta, c'era ci anche, sta, me l'avevo anche assolutamente, venerdì, assolutamente. quindi Luca, No, ritorniamo un po' al discorso appunto della sfida di venerdì, visto che ci sarai, visto che ci sarà il tuo supporto per le ultime 9 partite, so che le farai tutte, mi sento questo. Partirai e verrai a speriamo. Cagliari. No, adesso al di là degli scherzi, hai detto bene, a gennaio comunque c'erano tanti rumor, sai, quelle 3 vittorie consecutive. L'ultima vittoria è stata a Cagliari-Verona 4-0 e lì probabilmente anche nella mente dei giocatori è passato questo. Però già la partita contro il Lecce era sicuramente un campanellino d'allarme. Perché perdere in Campanellino, casa bellino. scontro. Sì. Ma ho pensato a Mettiamola Peter Pan in campanellino. questo momento. Un campanellino d'allarme. Ho pensato a Trilli. Però lì poi hai reagito. È ovvio che la partita di Pisa è stata devastante. Cioè, io continuo a non capire che cosa è successo. Sì. Cioè, non Sandro, sono entrati in te lo metto più campo. grande il commento, così Sì, non ti devi esatto. sbisogare per leggerlo. Mio cognato abita, perfetto, comunque sì, cioè nel senso vengo allo stadio, saluto tuo cognato Grande, Che lo grande, vedrai. grande. esatto. Diciamo, quindi secondo Quindi te la che cosa è domanda? successo a Pisa? Cioè, cosa è successo? Perché hanno giocato in questa non maniera? No, O a per me dici, riprendere quello che ha detto il direttore a Pisa, questa partita oscena. Perché c'è stata questa partita oscena? Secondo te? non so, ripeto, secondo me è stato, cioè è stata, cioè, Cioè, sottovalutata adagiarsi. l'avversario? Sì, sottovalutata totalmente, cioè sottovalutato totalmente, e invece loro avevano fatto una fame che Mai vista. cioè, dall'ultima Mai in vista. classifica non ti aspetti perché, cioè questa fame te l'aspetti magari da una terzultima, che invece, vabbè, loro avevano fame e il Cagliari secondo me appunto si sono adagiati, Ha hanno mangiato troppo la sottovalutato, poi sera ripeto, prima. finiscono in 10 e quindi non so, poi assolutamente non è cioè in una partita così non ci sono giustificazioni, però comunque continuiamo ad avere infortunati di ogni tipo e quindi comunque cioè, si spiega anche un po' così come dire, i risultati meno belli dopo quelle 3 vittorie di seguito. Però sì, boh, secondo me banalmente è stata sottovalutato il Pisa. In più, quando è finita in 10, proprio si è detto: beh, ma allora se già non ci È faceva paura prima, fatta. figuraci Beh, adesso. possiamo dire che sono entrati bene nel secondo tempo. Sì, Sono sì, entrati sì, sì. belli grintosi, dico, ok, Il adesso la Pisa. ribaltiamo. Il E invece Pisa. è il Pisa che l'ha ribaltata, che ha fatto due Sì, sì, gol sì, in 4 minuti. Ma vabbè, comunque adesso basta assurdo. parlare di Pisa, Sandro. Cagliari-Napoli, che ricordi ti porta? Perché immagino, secondo me non è mai una partita banale Cagliari-Napoli, quindi immagino che tu abbia un No, ricordo particolare.
Uno. Il più un fresco aneddoto. è mio padre che mi chiama a fine del primo tempo l'anno scorso perché era in curva sud e c'era stata giusto un po' di tensione. Ricordo il più fresco è quello. Così. Mio padre che mi Vagamente. chiama e non riporterò il contenuto della telefonata. Immaginiamo. Quindi Ricordiamo il lancio di Bengala, perché poi se no magari qualcuno se lo quello. dimentica, no? Cioè fu il lancio di Sì. Bengala dal settore dei tifosi del Napoli verso la curva a sud, questo passaggio 2 o 3 volte, insomma una roba veramente deprecabile, ecco, diciamo questo termine. Sì. È vero che è sempre una partita, è una partita sentitissima sempre. Non mi va adesso di, come dire, di intensificare ulteriormente questa rivalità, però è vero, è una partita sentita sempre. Un altro ricordo che ho è, mi ricordo una volta capito un Cagliari-Napoli o un Napoli-Cagliari, non ricordo, durante un esame all'università, e ricordo tipo io e altri colleghi che consegnamo tipo dopo mezz'ora perché c'era la partita. Ricordo questo record di consegne velocissime. Quindi sì, è una partita sempre sentita. Adesso vediamo. Credo di averla vista allo stadio solo una volta, ma tantissimi anni fa. Mi pare forse l'anno in cui il Napoli era tipo ripescata in Serie B. Ok. Può Quindi stiamo essere. parlando veramente di tanti anni fa. Il ritorno a Sant'Elia. Ok. Stiamo parlando secondo me di quel periodo là. Il ritorno a Il Sant'Elia l'anno dopo di Zola tempi. fondamentalmente. Esatto, L'anno di Zola. se non sbaglio io l'ho vista solo quell'anno, cioè perché fra una cosa e l'altra quindi mi vedo il Napoli, Cagliari-Napoli allo stadio dopo un sacco di tempo, quindi sono gasato, vediamo. Giustamente. No, io pensavo ci dicessi l'esultanza di Kossu in tribuna stampa l'anno del 2-1. Ah, no, vabbè, quello, certo, no. L'anno di No, Ballardini. certo, Però, sì. Sono andato a scavare più ricordi personali io, sì. Ci sta assolutamente. Invece Luca Di Leonardo, qual è il ricordo di Cagliari-Napoli? Non mi metti in mezzo. Sei No, veramente ignobile. No, perché lui ha aneddoti che però non può divulgare, quindi no. La bella notizia è che non ci saranno, quindi la trasferta è chiusa, quindi non ci il settore ospiti È sarà chiusa. vuoto. Sì. Infatti me Non lo ci stavo saranno. chiedendo. No, è vietata, quindi non ci saranno i tifosi del Napoli. Diciamo che nelle ultime annate, negli ultimi 20 anni, Cagliari-Napoli non è mai stata una parità banale. Tra l'altro, ecco, questo lo posso dire, l'aneddoto che la mia prima partita in tribuna stampa fu Cagliari-Napoli. Hai visto? Incroyable, diceva. Sì, Diceva quello. la primissima. Non finì bene, però. Anzi, no, pareggio di Osimhen. Allora, dai, finì anche decentemente. Ma non l'anno della retrocessione. Sì. Ah, e allora no, Capito. un anno disgraziato. Arrivò un proprio anno quello, a disgraziato. febbraio. Era a febbraio, mi Esatto. pare. Sì. I primi Stefano febbraio. dice: Luca ricorda ancora la prima sfida del 1922, è chiaro. No, Quando... 22 no, però 90, sì, 91, sì. Mi ricordo. Io ricordo, tanto stiamo Fonseca. chiacchierando, Io invece ricordo che quando ero bambino, Cagliari-Napoli mi veniva vietata, diciamo così, dalla famiglia, anche perché era l'anno di Cagliari-Milan, famoso, Esatto, insomma, no? Le infatti. macchine bruciate, striscione rubato, casini vari. Adesso io non ricordo, ci fu il casino l'anno di Fonseca, no? Che segnò e fece il gesto dell'ombrello. Io quella partita c'ero, poi ci furono casini anche in quella partita, quindi dall'anno dopo i miei genitori, siccome stiamo parlando che avevo 8 anni, quindi insomma alla fine è anche 92, abbastanza comprensibile, 93, diciamo. Quindi il discorso è sì, vai a Cagliari Ancona, vai a Cagliari, perché andavo con mio zio. Quindi sì, puoi andare a Cagliari Ancona, Cagliari Brescia, Cagliari Samp,
ma non Cagliari-Milan, Cagliari-Napoli, queste partite qua c'era il veto, e quindi insomma anch'io poi il Napoli l'ho visto sempre da grande. Devo adesso dire una cosa che è assolutamente impopolare, magari a me dispiace, perché comunque Napoli secondo me è una delle città che a me piacciono di più, sinceramente. Ogni volta che vado a Napoli, anche perché c'è un'aria, al di là di quella che ovviamente può essere la rivalità sportiva e tutto, però non lo so, io è una città che mi piace davvero, davvero tanto, e mi dispiace che poi ovviamente ci possano essere poi queste realtà. E poi aggiungo un'altra cosa, e Sandro lo sa bene, perché da poco è andato a Napoli e ha fatto lo spettacolo, e abbiamo parlato anche di questo. Cioè, a Napoli, nei quartieri spagnoli, in quello che è il tempio di Maradona, c'è spazio solo per Gigi Riva e Cruyff, ecco, cioè, per farvi capire anche quello che in realtà dovrebbe essere poi insomma anche il rispetto e tutto. Per cui a me personalmente, quando sono andato quest'estate a Napoli, appunto lì ai quartieri spagnoli, a vedere la roba di Gigi Riva, cioè, mi stavo per commuovere. Non so a te, Sandro, che emozioni poi abbia provocato, ma insomma. Sì. No, sono abbastanza d'accordo. Infatti prima ho detto non mi va di, come dire, di gonfiare ulteriormente questa rivalità che non sento particolarmente, quindi poi, nel senso, ci sta la rivalità durante la partita, va bene tutto, cioè non voglio entrare su quello, però sono d'accordo che sull'odio viscerale non è una roba Ma sì, ma so, che mi interessa, cioè sono d'accordo. Che a me dispiace, però devo dire, c'è stato per un po' i napoletani hanno finto che questa cosa fosse una rivalità a senso unico, e non è vero. Sono assolutamente d'accordo. Non è assolutamente vero, fingono che sia a senso unico e non è vero, però sono d'accordo che a me, cioè anche a me dispiace abbastanza, però va bene. Molto bene. Va bene, quindi Sandro, allora, questo weekend Cagliari, stadio, città, cosa abbiamo in programma? Ma Dico, devo come dire, spettacoli o cose del genere? no, in questi giorni no, sono proprio No, non a questi giorni, in generale. giorni Dico. Poi se vacanza. sei in ferie, però dico, più Guarda, avanti, io ricordiamo. sto chiudendo il tour di questo spettacolo, questo tour che va avanti da più di 1 anno e mezzo. Rimangono le ultime date ad aprile a Lodi e alla Maddalena, quindi Che sono due località assolutamente molto vicine, cioè, prossime direi, no? Esatto, rimangono quelle. Stiamo lavorando su un tour europeo per chiudere così, speriamo di riuscirci. Forse non l'avevo ancora detto a voce alta questa frase, quindi la sto dicendo qua per la prima volta a voce alta. Grande. In realtà ce l'hai detto quando ci siamo incontrati prima di Parma Cagliari. Sì, però tipo non l'ho detto in un ufficiale, diciamo così. Sì, ufficialmente quindi... Sapete dove ci siamo incontrati con Sandro prima di Parma Cagliari? Tra tutti i posti in cui i sardi si possono... all'aeroporto di Linate. Abbiamo fatto colazione all'aeroporto di Linate, ma soprattutto abbiamo conosciuto il babbo di Sandro, che è persona veramente, veramente squisita. E se andate a rivedere uno degli ultimi post, forse proprio l'ultimo post di Sandro sul suo profilo Instagram, c'è un aneddoto su suo padre, e io, avendolo conosciuto, ci siamo incontrati quando noi siamo saliti al nord, appunto per Parma, e poi anche per le 2 interviste con i Sardi on the Road con Andrea Carmoni e Mauro Viverito, e quindi abbiamo parlato, siamo conosciuti anche con tuo babbo. E quando tu hai scritto quella frase, io ho pensato a tuo babbo quel giorno e ho riso moltissimo, perché effettivamente abbiamo parlato solo di tagliando, di macchine, effettivamente. È così, perché l'aneddoto fantastico era nel tavolo c'eravamo noi, e poi c'era anche Lele Casini, che arrivava appunto da Cagliari, perché poi siamo andati insieme a Parma, e era il periodo in cui, adesso spoileriamo un po' di cazzi di Lele, però ha avuto qualche problema con le macchine, siccome il babbo di Sandro è meccanico, e quindi mentre io, Sandro e Roberto eravamo seduti a parlare appunto di cazzeggio vario, spettacoli,
Dall'altra parte si è creato questo dialogo fitto in cui si parlava soltanto di ma perché? e quindi è stato meraviglioso, è stato un siparietto incredibile. E poi tuo padre mi ha conquistato quando ha detto mangiare, ma se ci fosse la pastiglia io sarei a posto. E quando ho detto questa frase ho detto vabbè, pastiglie per il cibo e signor birra. K, esatto. La birra per far scendere la pastiglia. A quel punto imbattibile. Salutiamo tuo babbo, Esatto. Sandro, perché veramente Salutiamo un salutiamo grande, anche Sasha, un grande. il cane di famiglia, che vedo che viene citato Esatto. nei messaggi. Salutiamo anche Sasha. Esatto. Ecco, vedi, Tracada dice devo cambiare auto, tuo padre ha un blog, Sandro? Guarda, proverò a chiedergli di aprirlo, magari una nuova vita in pensione, un blogger. Esatto, per dare... ma capace che diventa più famoso di te, questo lo sai, sì, insomma, cioè, perché poi lo sai che vanno a finire così queste situazioni, cioè si nasce così per scherzo e poi siamo pronti, poi inizia magari a aprire il mio spettacolo, poi esatto. E che poi sarà uno spettacolo solo per intenditori di auto in macchina. Sì, no, certo. Una nuova variante di stand-up comedy, cioè la car stand-up comedy potrebbe essere effettivamente una nuova branca di spettacolo. Va bene, Sandro, grazie ovviamente di essere stato con noi a voi. Stamattina. Sandro. Ci vediamo presto, magari ci vediamo anche questi giorni, chissà se il fatto è propizio. Infatti, un abbraccio, grazie a voi, Forza Cagliari, buona giornata a tutti. Ciao Sandro, grazie. Ciao, Sandro. Grazie davvero. Un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao. Eccoci. Bene, avete fatto ridere. Molto bene. Cos'è? Tantissimo. In questo momento il nostro nemico è il cervello dei nostri giocatori. Ci stava. Insomma, ve l'ho detto, Sandro, oggi c'era bisogno di ridere, quindi l'abbiamo invitato. Sì. La scelta è stata non banale e non casuale, quindi. Spettacolo. Va benissimo. Molto bene. Va bene. Ragazzi, grazie. Ovviamente. Possiamo finire in un orario decente oggi, dai. Io tra 10 minuti ho un appuntamento, quindi fai tu. Cioè, non è che c'è molto da girarci intorno, quindi siamo anche abbastanza costretti. Poi posso dire una cosa. Ieri 2 ore di spettacolo. Adesso parlando di Sandro. 2 ore di diretta a Buongiorno 131, la partita con i colleghi, poi ho fatto 1 ora e mezza, forse anche di più, quasi 2 ore da Giancarlo a Salotto Rosso Blu. Stamattina ero un po' cotto, devo dirvi la verità. Ci sta assolutamente. Ci vediamo domani. Buona giornata a tutti, ovviamente calcolate le giornate. Diablo domani, perché ci chiede Marco, infatti lo devo dire prima. Diablo domani, forse non in bikini, ma comunque con un'altra perla. Sì. Grande. Sì. Un'altra cosa simpatica, vediamo un po'. Però non è roba, non pensate a cose strane. Insomma. Va bene? Vediamo. Va bene. Perfetto. Va bene? Ciao a tutti, ragazzi. Ciao Fra. A domani. Un abbraccio. Ciao raghi. Buona giornata. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia. Storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131, 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.